Amici telespettatori, buonasera, ben trovati, ben ritrovati a Per Sport, la rubrica sportiva della Tenda TV, in clima pre-natalizio, come vedrete poi dallo studio già addobbato. Parleremo questa sera di uno sport molto praticato a Vittorio, ma prima di cominciare non posso non ringraziare il regista e patron Federico, che da qualche giorno mi ha permesso di vedere la tenda anche a casa, sistemandomi personalmente l'antenna, quindi glielo devo questo e gliel'avevo promesso. A parte questo, rientriamo con serietà in studio. Avete già visto un'inquadratura dei miei ospiti. Parto da sinistra, Mattia De Zan, alla sua sinistra Giampiero Vascellari, alla sua sinistra ancora Fabio Tonon. Sono tre esponenti illustri con diverse responsabilità ovviamente del Judo Vittorio Veneto, una società che, come dice il nome, pratica il judo, ma non solo il judo, lo vedremo dopo, e è attiva in città da oltre 40 anni, precisamente presidente Vascellari dal 1977. Ecco, dal 1977 questo signore, Giampiero Vascellari, ha preso la sua, una volta in bicicletta, non so se viene ancora in bicicletta, comunque veniva in bicicletta da Conegliano, perché è un caso di coneglianese trapiantato a Vittorio Veneto, una cosa di cui i vittoriesi devono andare anche orgogliosi, per impiantare questa società di judo che, Presidente, negli anni ha visto chissà quante centinaia di praticanti a tutti i livelli e tutte le età. Sicuramente, diciamo che l'età lo fa capire facilmente, ma non esclusivamente, perché io conosco società che hanno anzianità maggiori del judo Vittorio Veneto e non hanno però realizzato tutto quello che il judo Vittorio Veneto ha fatto in 42 anni. Certo. No, non c'era però una tradizione a Vittorio Veneto, la sua è stata la prima, diciamo, società? No, prima di me c'era vari tentativi. Ah, ok. Vari tentativi che si sono succeduti con scarso successo, perché arrivava un insegnante che si improvvisava o che si improvvisava tale e nell'arco di breve tempo certo. non proseguiva, ne arrivava un altro, non proseguiva, non arrivava un altro, e invece io col mio metodo che ho in tutte le mie cose, insomma, sono organizzato, e quindi quando metto tenda, tanto per fare riferimento al luogo in cui mi trovo, domani metto i paletti, dopodomani cerco l'acqua per... certo. Insomma, certo. in qualche maniera si sì, costruisce. Esattamente. In oltre 40 anni, dicevo prima, quanti ha mai fatto il conto di quante persone ha tesserato per il judo di Vittorio Veneto? Mamma mia, sicuramente migliaia. Migliaia, non ho mai fatto il conto, perché ogni anno girano circa 250 persone al judo Vittorio Veneto, che poi cambiano, girano. Certo, sicuramente sono migliaia. Migliaia. Mi dica una cosa, sicuramente sono anche è già arrivato anche alle seconde generazioni, cioè gente, suoi ex atleti che portano i figli, immagino. Sicuramente. Ecco, domanda, e la interrompo, cosa si prova quando vede un suo ex atleta che gli porta il bambino piccolo? Piacevolissimo. Piacevolissimo, perché questo si collega alla diffusione che ha avuto il judo Vittorio Veneto senza nessun supporto. Io ringrazio la Tenda TV di avermi ospitato, ma io sono cresciuto senza tenda, un aiuto me l'ha dato Sports 15, che bravo. il nostro giornalista conosce molto bene. Quello per me è stata una genialata, e non finirò, mi è dispiaciuto, insomma, che non che sia finita. Sì, mi è dispiaciuto veramente. Insomma. Mi dica una cosa, perché in TV tanti ci seguono, e non solo sportivi. Il judo è uno sport che ha portato anche tante soddisfazioni all'Italia, no? in occasioni importanti, è molto praticato, ma forse è poco conosciuto. Definiamolo, descriviamolo alla persona che non ha proprio idea di che cosa sia. In due parole, non in mezz'ora. Sì, non è facile, insomma, certo. Ecco perché quello che è il grosso successo del judo, e a Vittorio Veneto in particolare, è la sua valenza formativa e educativa. Okay. Al di là del gesto tecnico, io vivo in un palazzetto, pratico judo in un palazzetto, ma tra un po' vivo anche certo. proprio nel palazzetto. Quasi, sì. E quindi lì vedo pallamano, ma tutti sport bellissimi. Io stesso, lo si diceva prima, vengo a Vittorio Veneto in bicicletta, quindi mi piace, è piacevole, insomma, certo. Sono sport dipendente. Però le lezioni e diciamo il dialogo e la formazione che si riceve durante la lezione di judo, io non lo vedo fare in tantissimi altri sport, non dico tutti perché
ma insomma di 10ª nazionale. Cioè, diciamo che al judo in particolare, Vittorio Veneto, ci si serve di questo sport per far passare tutta una serie di immagini che sono poi reali e vanno a formare, educare, come c'è scritto sulle travi del soffitto. Ecco, la interrompo Presidente perché volevo chiederle anche questo, perché per spiegare anche ai nostri telespettatori, il Judo Vittorio Veneto si allena al Palazzetto dello Sport, al piano superiore sopra gli spogliatoi. Da tanti anni è diventata la sede riservata al Judo Vittorio Veneto, anche perché altrimenti non saprebbe dove mettere tutte le coppe che ha, e quindi non è che si possono spostare continuamente ogni qualche ora perché arrivano. Ok, ma la particolarità di questa palestra, che nel tempo è stata ultimata, perfezionata, eccetera, chiusa anche per poter fare allenamento in modo più riservato e per viceversa permettere agli altri sport di praticare sul parquet senza nessuna interferenza. La particolarità, dicevo, sono queste scritte che salendo le scale si vedono, se non ricordo male, sugli scalini, e sicuramente, ricordo bene invece, si vedono sulle travi sopra il soffitto, cioè sotto il soffitto, insomma. Ne stava accennando prima, ci sono delle parole che sono dei messaggi, Sì, per renderli così. Ricordiamo qualche parola di queste che sono scritte. Coraggio, amicizia, educazione, rispetto. Sono una specie di 10, non so neanche quali sia a dire vero. So che ogni colonna, 8, sono 8, i nostri 8 comandamenti nei quali crediamo fermamente e che sono il riferimento semplice, immediato, per tutti quei giovani che cominciano a affacciarsi in questo sport e magari hanno così qualche scorrettezza. Certo. Educato. Hai visto cosa c'è scritto? Ah, educazione, mi scusi, ho sbagliato. Tra l'altro appunto questo indica, e lo ha già accennato prima, come il judo, almeno nel caso del judo di Vittorio Veneto, non so se anche in altre società, sia veramente una scuola di vita e uno stile di vita. Sbaglio, Presidente? Assolutamente, è una scuola di vita, io ci credo perché non l'ho visto nei libri, insomma, ecco, l'ho proprio testato e ho sperimentato tutta una serie di dinamiche, di attività e di organizzazione che hanno permesso a questo club di crescere anno dopo anno, ottenendo non solo, perché inizialmente la mia scommessa era quella, arrivo a Vittorio Veneto nel 1977, cosa manca a Vittorio Veneto? Niente, c'è tutto. Avevo di fianco a me la piscina, avevo il tiro al segno che neanche a Conegliano c'è ancora. C'è ancora, cioè, avevo i cavalli, c'era il concorso ippico, certo. Non mancava, qualsiasi attività c'era, e quindi avevo 2 strade da tentare: o copiare dagli altri e quindi cercare di far prevalere la parte tecnica e spettacolare che è bella a vedersi, no? Ecco, qui abbiamo accanto un grande campione dopo che lui sentiremo. quando si riesce a praticare è bello, perché fa delle tecniche che sono veramente spettacolari, nel senso che grandi proiezioni contro un avversario che non vuole cadere e lui riesce a farli cadere lo stesso, insomma, ecco, certo. Con stile, con pulizia, con rispetto, è piacevole. Questa era una strada molto così facile da seguire, ma facile perché uno che conosce il judo. L'altra strada era invece quella di credere che questo era un mezzo, un tramite per far passare altri messaggi, che sono quelli degli 8 comandamenti che abbiamo sopra: coraggio, amicizia, eccetera, eccetera. Non era garantito che la cosa funzionasse, e invece io posso metterlo, come si dice, nero su bianco, scritto, che questo metodo funziona. Funziona perché il Judo Vittorio Veneto, oltre ad aver preparato migliaia di giovani bravi a scuola, bravi in famiglia, bravi nel lavoro, eccetera, eccetera, è anche riuscito a sfornare, tra virgolette, certo, fior di campioni, come quello che abbiamo qui accanto e altre decine che vi sono. Ecco, volevo proprio parlare anche di loro. Abbiamo Mattia De Zan, con cui parleremo dopo, ma tanti campioni sono usciti dalla scuola del Judo Vittorio Veneto. Ricordiamo qualche nome così, senza la pretesa di ricordarli tutti, quindi scusandoci per quelli che dimenticheremo. Ce ne sono tantissimi, andando dietro del tempo, un grande campione abbiamo avuto, Michelin Stefano, bravissimo, certo. Bravissimo atleta, conosciutissimo, che ha gareggiato per tanti anni con molti e molti successi, ma poi tantissimi. San Giacomese. Sì. San Giacomese, esatto, perché qui a Vittorio Veneto... così, per precisione. Sì. No, San Giacomo. Mattia e San Giacomese, ecco, anche sono già 2 di San Giacomo a 0. Sì.
E poi via via abbiamo avuto campionesse, la Marisa Celletti, Certo. la Fregonese. Fregonese, sì, esatto. La Marisa Celletti, la Pinotti Marta, per esempio, Certo. che abitava a Conegliano, ma lì non ha avuto un gran percorso. Insomma, arrivata a Vittoria, è esplosa letteralmente, è diventata, ha fatto medaglie alle europee, insomma, ecco. E poi i famosi fratelli Prosdocimo. Certo, più recenti. Sì, più recenti. La Giorgia Stangerli, che forse penso sia quella che ha avuto i migliori risultati in assoluto, perché è una cosa incredibile. E tuttora attira a livelli. La Poser forse anche. La Poser Greta, la ecco. Poser Greta. Vede che Quindi- un po' mi ricordo Sì, anch'io. sì, sì, L'esperienza no, di Sport anche 15 perché è erano servita atleti anche a che me. poi hanno avuto un successo, non una fiammata, nel senso che sono andati avanti per tanti anni, in quanto è uno sport che si realizza nel tempo, non è che uno ottiene il risultato e poi basta e chiude, no, assolutamente. La bontà di una scuola non si vede nella fiammata, perché in tutte le palestre arriva un bel giorno il campione, può arrivare nel nuoto, può arrivare nell'atletica, eccetera. E questo qua si dice, caspita, tu lo metti in pista e sto qua, boom, salta e corre. Sì. Quello può capitare a tutti, no? E Certo. tu magari te lo curi e te lo segui. La buona società è quella che un altro anno ne tira fuori un altro, Certo, fra 2 anni ne certo. tira fuori un altro, quando quello si fa una slogatura ne ha 3 pronti a sostituirlo. Certo, Questo è il sistema che crea la differenza tra una palestra e una scuola. Presidente, una cosa che penso che sia giusto anche spiegare ai nostri telespettatori. Gli atleti che escono dai club come il Judo Vittorio Veneto, quando alzano il livello, spesso sono chiamati dai gruppi sportivi militari. È corretto? Per esempio i fratelli Prosdocimo, almeno Alessandra, non so se anche Mattia E adesso è ecco, di recente fratello. ingresso. Questa è una cosa perché, tra virgolette, gli permette loro di essere professionisti, praticamente. Sì, praticamente. E quindi, domanda, è una cosa inevitabile? Cioè un atleta di un club singolo come potrebbe essere il Vittorio Veneto, potrebbe mai essere un atleta che va a fare le Olimpiadi? Difficilmente. Perché dovrebbe... Perché la Non dico società... impossibile perché insomma, da che parte. Difficilmente perché il problema diventa poi anche economico, Certo. nel senso che una persona, primo per allenarsi a quel livello olimpico, eccetera, deve impegnarsi come un professionista praticamente, quindi fare gare all'estero, girare da un punto all'altro del pianeta, fare gare che quindi sono costose per raccogliere punti che poi alla fine ti permettono di raggiungere quel livello che poi ti permetterà l'accesso. In Italia questo è consentito solo agli sport professionistici, ce ne sono tanti e sono sempre quelli che riempiono i giornali. Ecco, Tranne Sport 15. Tranne Sport 15, no, Ok. Sport 15 era una meraviglia, un ricordo che veramente Vabbè. Marenco se mi sentisse Ci sentirà. ci sentirà, spero che mi volevo ringraziarla perché è stata una grande persona, un grande sportivo insomma, Esatto, ecco, con la S maiuscola. Comunque in quei casi c'è poco da fare, l'unico sistema che permette a questi atleti di decollare per lidi molto molto più alti è l'entrare nei gruppi sportivi militari. Cosa sono i gruppi sportivi militari? Ogni settore, i carabinieri ne hanno uno, le fiamme azzurre ne hanno un altro, l'esercito ne ha un altro, la finanza ne ha un altro, eccetera. E sono naturalmente in concorrenza fra di loro, è anche una concorrenza positiva perché chiaramente i carabinieri vogliono essere i migliori, i finanzieri sono i migliori, eccetera. Ma in realtà, a parte il titolo, in realtà indossano tutti lo stesso costume, insomma, ecco, e vanno a gareggiare come facciamo noi quando siamo con la nazionale, non tanto ma per l'Italia. Certo. E quindi questo è consentito loro, non ci sono altri sistemi, a meno che non esista un sistema strutturato che alimenta questi sport, ma non lo vedo possibile. Ma non c'è. Voltiamo pagina, Presidente, dopo ovviamente ci sarà spazio anche per gli altri nostri ospiti, ma volevo fare un ultimo capitolo con lei. Supponiamo, o meglio, ho dei figli, ma fanno altri sport, ma succede, anzi uno non fa neanche più sport, ma supponiamo che ne abbia uno piccolo e lei mi convinca perché io devo portare mio figlio a far judo. Allora, io quando questi genitori mi dicono cosa devo fare, io dico, Ari, non c'è nessun problema, non devi iscriverlo, ce l'ha una tutina a casa e tutti i bambini ce l'hanno. I piedi scalzi non serve neanche una scarpe né niente, lo provi, gli faccia fare qualche lezione, non 1, 2, 3, si prova, si vede. Se dopo questa serie di lezioni che lei stabilirà quante, come, eccetera, eccetera,
se il figlio o la figlia che sia si troverà bene, si diverte e lei naturalmente potrà seguire la lezione. Non abbiamo muri chiusi, siamo come la tenda, aperte. Certo, certo. Per comodità, per il freddo magari si chiude, ma se Chiaro. uno solleva il lembo, uno può entrare liberamente, può vedere la lezione, può vedere quello che facciamo, può vedere i comandamenti di sopra, vedi che poi Certo. durante la lezione si infilano sempre questi, come Questi fate voi comandamenti. questa sera, questi spot interni di immagini, eccetera, e decide in maniera autonoma se quello può essere utile o non serve a niente. Sì, sì. E- E già così vi distinguete da tutti gli altri sport, perché non Sì. è che negli altri sport. Mi permetto Fabio, di prego, dire una cosa, prego, prego. perché la ricetta del maestro Vascellari è molto particolare, cioè lui riesce in un modo magnetico proprio a calarsi nella parte di quello che è, mi passi il termine, un trascinatore, quindi esalta le qualità e le doti di un bambino, anche nuovo, che arriva e riesce in questo modo a farlo sentire, mi passi il termine, importante o comunque a dargli quelli che sono i suoi pregi riconosciuti. Certo. Quindi riesce a valorizzare quelle che sono le singolarità di una persona, di un bambino in via di sviluppo. La ricetta sua è sempre stata la stessa da quando lo conosco. È prima brave persone, bravi ragazzi, poi grandi atleti. Perché ovviamente in un'età prescolare non possiamo pensare di fare un agonismo di tipo sfegatato. Anzi, è bene battere proprio sui principi di onestà, di giustizia, di rispetto, quelli che elencava già prima il maestro. La cosa proprio, la sua ricetta, secondo me, è sempre stata quella vincente di avvicinare i ragazzi con il gioco, con quello che è l'amore verso la disciplina, come farebbe un bravo insegnante verso la disciplina a cui ha dedicato la vita. Quindi è lì il, secondo me, nocciolo di cui prima sì. stavamo girando. Sì, Ovviamente lui lo fa in maniera proprio naturale e io che l'ho proprio provato da allievo, lo vivo da insegnante e mi sento di dire ho preso un po' questa cosa da lui, noto che porta dei risultati nelle singole persone e nei bambini speciali. Certo. Gli fa entusiasmare la materia e questa è Che non proprio è male. Che non è male. e questo è Il difficile. bravo insegnante, se posso concludere, Prego. perché io di professione insegnavo alle scuole medie, quindi era il mio lavoro, il mio mestiere, insomma, ecco, questo è sempre stato un hobby bellissimo che mi ha entusiasmato e appassionato. Ma spesso e volentieri anche i genitori tendono a confondere il bravo insegnante. Per esempio, non so, un insegnante di lettere è bravo se conosce tutte le poesie a memoria, la Divina Commedia a memoria, legge i Promessi Sposi senza neanche aprire il testo. Non è. Non solo. È un bravo insegnante perché ha una grande memoria, ma non ho detto che sia un bravo, il bravo Certo, insegnante certo. qual è? Quello che insegna bene. Quello che ti fa innamorare della Ah, materia. anche, Tutti anche. noi abbiamo sì. nei nostri ricordi una materia che quando arrivava, perché? Perché arrivava lui che ti affascinava, Certo, no? certo, Cominciava la certo. lezione, tu prendevi dalle labbra e dicevi che bene, e ti hai innamorato. Anche in materia, io ho conosciuto gente che ha fatto innamorare della matematica, sapeva insegnarla talmente, la matematica, insomma, uno dice numeretti, e sto qua era bravo, anzi era una donna molto brava che sapeva entusiasmare. Quindi il bravo insegnante è quello che ti fa innamorare della materia. Per cui tu arrivi a casa e dalla libreria, se esiste ancora, tiri fuori un libro, te lo leggi tutto quanto, no? Sì, sì, beh, non c'è dubbio. Fabio prima ha parlato giustamente dell'appeal che ha il presidente con i ragazzi, però mi risulta che non siano solo bambini che vengono a fare il judo al Judo Vittorio Veneto. Fabio, rispondi te. No, abbiamo proprio, mi passi il termine, il pacchetto proprio per Completo. ogni tipo di età, nel senso che quello che è anche possibile come lo strumento judo è sì, per carità, affrontare una motoria per il bambino con gli esercizi tecnici e la propedeutica proprio sul judo specifica, ma il bello è che abbiamo delle persone che si sono avvicinate al judo anche all'età di 55-60 anni. Ma no, è pericolosa quell'età lì. No, se hai delle persone qualificate e formate, abbiamo 2 persone laureate in scienze motorie lì. La prima sono stata io del Judo Vittorio Veneto, la seconda è un'altra allieva del maestro e questo permette di fare un'attività motoria adattata al rapporto di età dell'allievo che arriva. Ovviamente le lezioni sono collettive, Certo. però sta nel singolo maestro dare la specificità tecnica. Tu falla in questo modo, per te la adattiamo in quest'altro. Il bello dell'arte è che spesso molte persone per lavoro o per problematiche si avvicinano alle cose che gli piacciono
finita la parte del lavoro, andati Certo. in pensione. Non è che per questo motivo bisogna chiudersi e dire no, non potrò mai più fare nulla. È ovvio, non potrò magari fare determinati tipi di gara, però l'avvicinarsi all'arte e riempire le giornate, il tempo a propria disposizione con quello che è un piacere, perché Certo. è quello che vengono a dirsi poi i nostri tesserati, mi passi il termine, un attimino in là con l'età, è che proprio loro si divertono, fanno gli esercizi sì ginnici, ma proprio apprendere anche il modo di liberarsi, simulare la lotta a terra, per loro è una cosa importante, un contatto magari che non hanno potuto coltivare da piccoli, quindi non c'è una vera età Certo. a cui io posso iniziare judo. È più che altro di solito una resistenza mentale che Certo. abbiamo noi, perché ripeto, sei un bravo insegnante dall'altra parte che ti sa accogliere e che sa qual è il tuo livello, ti dà una serie di esercizi e dei tempi per Sì, arrivare certo. a certi livelli, Certo. quindi è una cosa in E divenire. da adulti c'è anche, mi pare che abbiate fatto e facciate ancora dei corsi anche di difesa personale. Assolutamente, assolutamente. A gennaio, subito dopo le feste, partirà il nostro ennesimo ok. corso di difesa personale cintura rosa, in cui useremo la parte del judo, la parte dell'aikido per quella che è una difesa personale da strada, ovviamente ricordando a tutti che nessuno con un corso diventa, mi passi il termine, Rambo, ma si tratta di fare informazione, di sensibilizzare le persone a cosa fare o a che cosa il corpo accade nei momenti di aggressione, perché pochi lo sanno e quando ti capita, ma mi sono paralizzato. Certo. No, bisogna anche sapere conoscere il corpo, come reagisce di fronte a delle situazioni di tipo imprevisto e che hanno tutta una loro fisiologia a parte a cui magari non siamo abituati. E quindi in gennaio si ricomincia. Assolutamente, assolutamente. Presidente, il ragazzo, secondo me, potrebbe essere il suo erede o no? Direi di sì, no? È già ufficialmente destinato. Vabbè. L'ho Per avuto- l'ufficialità c'è tempo. Sì, Comunque Fabio ha citato una parola prima che voleva affrontare nella seconda parte, è l'Aikido, che è un altro aspetto della grande famiglia del judo di Trento. Prima di parlarne vediamo qualche immagine proprio di Aikido. Mano, ok? Il movimento che vado a fare, là, là. 2, 3, dite con le schiene, 4, 5, ok, perfetto, su, giù, su, Bene, torniamo in studio, abbiamo visto queste immagini un po' particolari, durante la prima parte abbiamo visto immagini di judo tradizionali, invece durante questo break abbiamo visto delle immagini di Aikido. Fabio Tonon è istruttore di Aikido, oltre che praticante. Non ti ho chiesto, Fabio, da quanti anni sei nel gruppo del judo di Trento? Del judo da quando avevo 5 anni, quindi Ok. sono ormai 27. Beh, insomma, Come 2 o 3 Aikido una buona ventina. Ecco, e appunto, parliamo di Aikido. Spiegaci in 2 parole quello che abbiamo visto. L'Aikido è un'arte marziale, un attimo per differenziare da quello che potrebbe sembrare il judo, che è sia sport che arte marziale. L'Aikido non è uno sport, si basa su dei principi in cui vieni attaccato e la tua idea non è quella di offendere o di fare del male, anzi è quella di schivare e proteggerti in ogni momento, in ogni situazione. Questo per una questione proprio di non violenza, cercare quindi di non ledere l'altro. Ovviamente è una situazione in cui si studia nel vecchio metodo marziale, quindi ci sono la spada, il coltello, il bastone, le prese, le leve, gli strangolamenti, però il tutto è vissuto e svolto in un'etichetta e in un modo corretto per non ledere. Quindi la conoscenza, però utilizzando quello che può essere, mi passi il termine, il tatto giusto per imparare delle situazioni che un tempo erano quelle dei samurai e quindi da guerra, calate in un contesto invece odierno, di budo moderno, quindi un qualcosa che può essermi utile per il self-control, che può essermi utile per farmi la mia ginnastica, quindi decido di fare Aikido anche magari per un motivo posturale, visto che ha delle bellissime posizioni per la spada o per il bastone, ma anche poi per quella Quindi, che può essere una filosofia. Scusa se ti interrompo,
I bastoni che abbiamo visto erano proprio per proprio imparare i i bokken. movimenti. Sì, servono a imparare i movimenti per quello che è ad esempio l'uso della spada, della katana giapponese. Ovviamente, ripeto, questo non per diventare dei guerrieri, Certo. ma semplicemente per migliorare se stessi. L'idea dovrebbe essere quella di ho imparato qualcosa di nuovo, sono più bravo di ieri, sono nel mio percorso, sto facendo la strada giusta. Quindi è proprio un concetto di automiglioramento che avviene in collettivo. Cioè Certo. il bello è che la pratica è condivisa, Certo. e quindi tutti assieme si riesce a migliorare e a progredire. Questo è un nodo molto importante perché nell'individualismo moderno, in cui si sta molto sul telefono, si sta molto su internet, c'è Si sta molto per conto proprio. Esattamente, c'è molta difficoltà o resistenza a quello che può essere un contatto fisico, come uno che mi afferra o che mi prende. Per alcune persone è addirittura un po' sconvolgente questa cosa, Sì, invece diventa una cosa totalmente naturale se pratichi appunto questa disciplina, perché ti insegna proprio dalle prese a evolvere, ad evadere e nel contempo a non ledere, ripeto, Certo, non è che mi è certo. afferrato, ti tiro un pugno, non Certo, esiste, certo. esiste che mi metto in una condizione di uscita in cui riesco a riprendere la mia posizione, la mia libertà di movimento e di equilibrio e nel contempo faccio dei movimenti tecnici, artistici, appunto da arte marziale. Non come un assetto sportivo dove abbiamo degli arbitri. È un miglioramento un po' come lo stile dei samurai, ripeto, che però ha tolto la parte violenta delle guerre. A proposito di migliorare lo stile, penso che anche il kata abbia a che fare con questo aspetto qua. Spieghiamo anche di cosa si tratta. Kata che al Judo Vittorio Veneto praticate. Sì, allora abbiamo il corso di Judo Kata. Kata si porta di solito in due modi a judo, o per gli esami di graduazione, quindi per diventare cintura nera, nera secondo dan, terzo dan e via dicendo, oppure come kata agonistico. Come Judo Vittorio Veneto abbiamo avuto in passato dei appunto atleti bravi, Mauro Benotto, Maso Emiliano, Alessia Benotto, Massimo Daros, che sono stati convocati per gli europei di questa sezione di disciplina. Come anche adesso abbiamo nel Grand Prix italiano la Elena Pagnoscini e Davide Dallatorre, due atleti nel kata meno kata. Sono delle forme, cioè dei movimenti tecnici predefiniti che servono a dare la grammatica del movimento. Non sarà come un incontro uno contro uno e vinca il migliore, ognuno è più agile, magari qualcuno è più tecnico, uno è più strategico. No, ci sono degli attacchi specifici e delle parate precise, codificate, quindi con delle di stile proiezioni. proprio. È proprio uno studio sulla perfezione del gesto. Dovrebbe essere la tecnica portata in modo più maestoso e più corretto possibile anche dal punto di vista fisico, non solo estetico. Però domanda. Se viene premiata il movimento migliore, in via teorica, uno che è in grado di attuare il movimento migliore dovrebbe anche vincere i combattimenti o no? Questo dovrebbe essere, però il judo ha una particolarità che mi ha sempre affascinato ed è questa. Ci sono 67 tecniche nel Kodokan Judo, quindi nel È judo... un numero a caso o sono proprio 67? No, sono 67 per quelle che sono codificate. Poi però hanno scoperto che si potevano portare sia di bavero che di manica e qua già si raddoppiano. Poi si possono portare a destra o a sinistra e già qua si quadruplicano. Cioè, il bello del judo è che ha un'evoluzione talmente personale, dove qualcuno scopre un movimento, crea la premessa per portarsi il suo gesto tecnico a un tale miglioramento che per i kata non era pensato. Il kata era una formula generica, universale. Il bello invece che è successo e che succede tuttora con i grandi campioni dello Shiai, quindi dei tornei uno contro uno, è invece che c'è un momento di personalizzazione tecnica. Se vogliamo banalizzare, è come dire se uno è bravissimo a calciare il pallone da fermo, però il pallone può essere in 100.000 situazioni e condizioni, ci può essere l'avversario, quindi non è detto che chi calcia benissimo riesca poi a essere migliore. Il kata lo mette in una sola situazione che è codificata, difficile, ripeto, poi comunque a livello agonistico perché vengono valutati da 5 arbitri, ogni tecnica viene valutata sulle imperfezioni, quindi però c'è questa situazione e poi ci sono tutto il resto di cui magari parlerà probabilmente Mattia tra poco. Ecco, per chiudere questa parte con Fabio, Presidente, se non ricordo male, Fabio e alcuni suoi allievi sono stati protagonisti di un evento anche di cronaca qualche tempo fa a Milano.
Si ricorda? Lo ricordiamo ai nostri telespettatori? Certo. Tanto per dimostrare il judo, lezioni di scuola di vita, eccetera, sì, eccetera. No, ma questo è un esempio pratico, oltretutto, che è uscito sui giornali, quindi non è segreto, certo. insomma. E praticamente erano andati a Milano, a seguito di Fabio, questi ragazzi, questi judoka, e per un allenamento. Arrivati là, sono stati ospitati da una ragazza che praticava a Vittorio ma studiava a Milano, come capita normalmente, e tutto bene, alla sera vanno su a casa, mangiano, dormono, si divertono. Poi al mattino, quando si tratta di partire, si sente sto forte odore di bruciato, eccetera, e questo fumo che comincia a invadere tutto lo stabile. Cos'è, il terzo piano? Eravamo al quarto noi. Al quarto piano. Nel momento in cui scendono, insomma, ci si rende conto che in un appartamento c'è del fuoco che sta uscendo, e qualcuno addirittura dei vicini comincia a dire: oddio, c'è uno che è in carrozzina, che chiaramente sti qua con le loro borse in mano che stavano per Andando partire, a fare eccetera. Cosa più facile, no? Vai, Scappare. ciao, chiamate i vigili del fuoco, eccetera. No, come una squadra, bellissima veramente, come una squadra della protezione civile, ognuno senza averlo mai fatto, ha fatto quello che doveva fare. Allora, una è andata a suonare tutti i campanelli dei vari Facciamolo appartamenti. raccontare a Fabio, che era Anzi, il facciamo testimone. raccontare a Fabio perché è bellissima veramente. Sì, per me è sempre un attimo... È emozionante. No, nel senso che comunque questa persona è deceduta, e il signor Rossi, io sono stato a Milano altre volte, sempre ospitato da questa ragazza, la Maxine, e passo sempre in via Moroni e vedo sempre questo stabile, insomma, ecco, e il ricordo c'è sempre. Vedere questo discorso di fiamme, di incendio, adesso lo racconto un attimo. Eravamo appunto per un allenamento, stavamo dormendo al quinto piano, ci svegliamo, colazione, scendiamo, arriviamo al terzo piano all'incirca e c'è proprio una coltre di fumo molto densa, molto fitta, con un odore acre, quindi di vernici bruciate, plastiche bruciate. Non è un fumo da caminetto, camino, certo. Assolutamente no. Si intravede proprio la porta con chiarezza da cui arriva, e io inizio a bussare, si sente un fragore, uno scoppiettio come di impianti elettrici che si stanno praticamente bruciando, sciogliendo. Bussiamo forte alla porta, cerchiamo di farci sentire, e in quel momento capiamo che proprio il problema, bisogna avvisare tutti e bisogna uscire, perché si sentiva proprio l'aria che veniva presa da sotto la porta per far respirare il fuoco. Le ragazze, io ho cercato di mandarle giù da basso e di dirgli: guardate, mentre scendete avvisate e suonate tutti i campanelli, ma già una era già partita, era tornata al piano di sopra, neanche il tempo di avvisarla, e aveva già iniziato a chiamare tutti quanti di andare via e di portare delle bacinelle di acqua, perché in quel momento era l'unica cosa che si pensava, una cosa piccola. Certo. Chiediamo un attimino ai vicini se conoscono. Sì, c'è un disabile dentro, sicuramente è ancora lì, non può muoversi, ha una badante di solito che arriva fra un'ora, e sì, insomma, è stata una situazione molto difficile da gestire, anche perché io avevo in carico tutti i ragazzi. Io ho cercato subito di mandare giù le ragazze con la scusa di anche suonare i campanelli in modo che mi restassero giù. Matteo Paier mi è rimasto al fianco tutto il tempo, e le ragazze, dopo aver suonato tutti i campanelli, sono ritornate su, perché non ci volevano mollare a me e a Matteo. Iniziamo a dare a spallate a questa porta, e per circa 3 minuti circa. Nel frattempo erano scese delle persone, alcuni avevano anche provato a darci una mano. Mi ricordo sempre un signore in giacca e cravatta che stava andando a lavoro, probabilmente esce, dà un calcio alla porta, fa: impossibile, andate giù, andate giù. E lui ha tirato un calcio, è andato via, e noi siamo rimasti là. Io ho visto che battendo con la spalla si riusciva ad aprire un po', c'era un po' di gioco, e alla fine abbiamo 3 minuti intensi, in 2 abbiamo buttato giù la porta a spallate. Era un vecchio blindo degli anni 80, quindi è venuta giù la cerniera della porta, quindi porta, cerniera, e la cassamata è stata buttata giù. È stato molto particolare, perché in quel momento abbiamo buttato giù, ha iniziato a uscire un fumo molto più denso rispetto a quello di prima.
Siamo entrati ma le luci non funzionavano, era tutto buio e le serrande erano abbassate, quindi era piuttosto complicato vedere e muoversi. Con il telefonino cercavamo di fare con la torcia, di entrare, le parlo come se fossero minuti, in realtà erano proprio dei secondi, la porta 2-3 minuti sì ci è voluto, poi dentro abbiamo cercato di avvicinarci dove vedevamo proprio le fiamme, siamo arrivati a circa 2-3 metri dalle fiamme. Matteo era proprio deciso ad andare verso quella che secondo me era la sagoma del Signore. Io a un certo punto ho detto stop, l'ho preso e ho detto fuori e siamo usciti, perché secondo me era una situazione in cui non so se c'era proprio la palazzina totalmente a fuoco. Poi i pompieri sono arrivati, hanno spento tutto, però almeno abbiamo aiutato i soccorsi in tempo. Certo. Ringrazio comunque veramente tutti i ragazzi, la Maxine Rizzotto, Giulia Baldassar, la Elena Pagnoscin e Matteo Paier, veramente. Sì, una dimostrazione, come si diceva Presidente, che questi ragazzi non diventano solo bravi atleti, ma diventano brave persone. Bravi cittadini, questo è lo scopo. Ok, veramente complimenti anche per questa azione che avete fatto extra sportiva. Ma torniamo allo sport e parliamo con il nostro terzo ospite, Mattia De Zan, ma prima di parlare con lui vediamo qualche immagine dei suoi incontri. Bene, allora abbiamo visto queste immagini degli incontri di Mattia De Zan. Allora Mattia, abbiamo capito che sei molto più giovane dei due personaggi che ci stanno a fianco, hai 17 anni, è corretto? Sì. Ok. E mi hai detto che però sono già diversi anni che pratichi il judo, cioè quanti anni? Quasi 10. Quasi 10 anni, quindi hai cominciato che eri proprio tipo in prima elementare, seconda, così? Prima, seconda elementare. Ok, allora la domanda è, in un mondo di calciofili, di gente che gioca a calcio, probabilmente anche tanti tuoi compagni di scuola lo facevano, come mai sei andato a fare judo? Il judo l'ho iniziato dopo aver smesso nuoto, facevo nuoto prima, ho fatto qualche mese, ma come sport non mi piaceva. E siccome io sono sempre stato un ragazzo che aveva bisogno di muoversi, comunque stare sempre in movimento, ho deciso di andare a fare questo sport di sfogo, diciamo. Ho capito. E dalle prime lezioni mi è subito piaciuto e io ho continuato a fare su questo sport. Il primo personaggio che hai trovato al judo tornetto era Vascellari, sì. Certo. Quindi per il discorso che faceva Fabio prima, coinvolgimento, entusiasmo e via, eccoci qua. Sì. E tu adesso che cintura sei arrivato? Io sono cintura marrone. Allora, per i nostri telespettatori che non se ne intendono di judo, ricordiamo che, adesso io vado a memoria, Presidente, se sbaglio mi corregga. Allora, si va per cinture successive, dopo i colori me li dite voi, si parte dalla bianca e si arriva alla nera, questo lo so. Ci sono ovviamente cinture e categorie date dall'età e dal peso, sì. Corretto? Allora, senza addentrarci in tutte le categorie di età e peso, l'ordine delle cinture è bianca, poi? Gialla, arancione, verde, blu, marrone e nera. Ok, quindi ti manca un passo. Sì. E poi dopo quello che non ho mai capito in realtà, in tanti anni che scrivo, è quando si arriva alla nera, i dan ci sono solo per la nera, domando? No, anche per le altre cinture, okay. A parte la marrone. Allora, che differenza c'è, domando, tra un passaggio di categoria, cioè passaggio di cintura e un passaggio di dan? Allora, Presidente, domanda difficile questa. Il passaggio da una cintura all'altra è un passaggio che richiede tempi più lunghi, in quanto si parla, come nel suo caso, di un bambino di 6 anni, che quindi prima di maturare ha bisogno di tempi fisiologici, un anno, 2 anni, eccetera, eccetera.
Un adulto invece già formato, facciamo il classico del ventenne, no? Ok. Non ha bisogno di tempi così lunghi per l'apprendimento, perché tu gli spieghi una cosa, la impara subito. Certo. Quindi da una parte il passaggio denota anche la crescita, la maturazione, il cambiamento fisico Certo. che avviene in un bambino che poi diventa ragazza, che poi diventa giovane, eccetera, eccetera. Dall'altra parte invece stiamo parlando di un'abilità anche tecnica, perché a quel livello ho superato l'ultimo gradino della marrone. Quando uno comincia a praticare nera ha già tutti gli strumenti, no? Ok. È come, non so, una specie di scuola guida nella quale oggi imparo il cambio, domani imparo le frecce, domani alla fine adesso ho la patente, posso guidare, Quindi sono però cintura nera, quali, però- quali strade? Ragazzi, dipende, vuoi fare i safari, vuoi fare i rally, vuoi fare... Certo. le E quelli cose- sono i Dan. Sì, quelli sono i Dan. Diciamo gli approfondimenti Esatto, delle varie esatto. cinture. Ok. Quindi obiettivo cintura nera, in quanto tempo ci arrivi, Mattia? Spero già il prossimo anno. Ok, ascolta, invece ho letto che hai già ottenuto risultati importanti anche a livello internazionale. Dici un po' le tue maggiori soddisfazioni che hai già raccolto come risultati. Io ho fatto un po' terzo podio a un European Cup a Follonica. Ok. Che- European Cup sarebbe, per dirlo in italiano, una Coppa Coppa Europa. Europa. Ok. Coppa Europa, sì. Ok. Che è stata una bella soddisfazione. Beh, immagino. Ho letto da qualche parte che hai perso solo un combattimento Sì. contro quello che poi ha vinto. Sì. Ok, quindi immagino una bella soddisfazione. Che il problema del judo è che se perdi la semifinale, poi dopo te ne perdi solo una, Sì. ma arrivi terzo. Per forza. Ok. Non secondo. E poi era il tuo debutto internazionale o ne avevi già fatte? No, quella era la terza gara che facevo. Ok, le altre le avevi fatte dove? L'altra ne avevo fatta una, no, una e basta a Cooper. Ah, ok. E poi ho fatto la capisco. seconda qua. Ok. E ascolta, per questa stagione che è cominciata adesso, che programmi hai, che obiettivi hai? A gennaio cambio anche categoria di età, diciamo. Ok. Divento Quindi diventi junior, ok. primo anno. E spero di fare tante gare e di avere risultati buoni. Ascolta, e dal punto di vista dell'impegno, quanto impegno ti comporta far judo a questi livelli? A questi livelli agonistici, diciamo, bisogna allenarsi ogni giorno. Ah, E di solito sono 3 giorni a settimana di judo e altri 2 di circuiti, che Cioè? diciamo che è preparazione fisica. ok, palestra in Sì. sostanza, ok. E Quindi 3, 2, esercizi 5, veloci. poi un giorno di riposo e poi la gara la domenica. Sì, Ok, per 10 mesi all'anno? sì. Ah. Poi- Presidente, lei ride, ma lui suda però. Certe trasferte le si fanno anche magari dal sabato, magari parti il certo. venerdì. Certo. Ascolta, non ti viene ogni tanto qualche cedimento di convinzione, nel senso che magari vedi i tuoi amici che sabato sera vanno fuori e te invece magari devi partire all'alba oppure sei già partito? C'è lo un po' so. vacilla un po' la convinzione del judo oppure non se ne parla? No, diciamo che comunque judo secondo me è un sacrificio, cioè sono sacrifici che devi fare se vuoi avere dei determinati risultati. Ok, sì. E anche questa, Presidente, questa lezione di vita l'ha imparata, perché non è solo nel judo che bisogna fare i sacrifici per ottenere i risultati. Cioè, Ascolta, dal punto di vista fisico, cioè fare gli allenamenti, cioè tu alla sera ti senti sfinito o la preparazione ti consente di essere comunque abbastanza comunque in forma? questo diciamo che va a periodi, ma comunque quasi ogni allenamento è stancante, faticoso e ne risenti alla sera, alla mattina anche quando ti svegli. Ascolta, tu vai a scuola? Sì. E a scuola, che scuola fai intanto? Io faccio un corso di formazione, 3 ok, anni. Ok, e riesci ad andare a scuola, cioè perché immagino la stanchezza della palestra, del tatami, poi alla fine si ripercuote anche sulla scuola o no? Diciamo non troppo, cioè a scuola riesci ad andarci tranquillo, Sì. non hai tanto i Ascolta, dimmi una cosa, adesso il Presidente Vascellari non ci sente, la sua presenza in palestra, la definiamo ingombrante, ininfluente, aiuta, spaventa, com'è che è Vascellari? Perché io lo conosco da 30 anni, Presidente, 40 magari, ma 30, Almeno 30 anni, sì. sicuro. E l'ho sempre visto così, però non l'ho mai visto da atleta io. Com'è Vascellari visto da un atleta? Lui non ci sente, Dopo si guarda in TV, ti sente in TV, ma adesso non ti sente. Il maestro direi che serve in palestra, certamente, anche perché, soprattutto perché lui si occupa appunto della parte, diciamo,
dei bambini, quindi per crescerli. Ma e voi quando siete già della tua età, già gente che va in giro a fare Coppa Europa, riesce comunque a darvi ancora qualche insegnamento o vi guarda e basta? No, cioè non si smette mai di imparare. Ascolta, e quando magari capita che fate un errore, che è umano, che magari perdete un incontro per un errore, lui ve lo fa notare, vi rimprovera, vi consola, com'è l'atteggiamento, da papà o da maestro? No, diciamo che ti fa notare l'errore, ti spiega dove è sbagliato e ti aiuta, diciamo, a imparare e a non commettere più quell'errore. Ok. Fabio, ascolta, così facciamo impazzire la regia. Lui adesso sono 10 anni, tu hai detto che hai 27 anni e adesso sei passato anche dall'altra parte, diciamo, della barricata, nel senso che hai fatto l'atleta, adesso sei allenatore. Che rapporto si instaura tra un atleta e l'allenatore? Ti direi subito di desiderio per loro, di soddisfazione e di vittoria. Se sono gare proprio pure di agonismo, ti viene partecipazione totale perché l'atleta riesca, e la difficoltà spesso di dover trattenere il lato emotivo con quella che dovrebbe essere la razionalità per guidarlo. Certo. Perché ti viene da essere con lui in tutto e per tutto, eppure tu sai che ogni tanto dovrai riuscire a tenerlo tu in carreggiata, quindi riuscire a sì partecipare a quelle che sono le gioie, i sacrifici e le emozioni, belle o brutte che siano, ma mantenergli il sangue freddo, andare lì in modo razionale, perché gare di Coppa Europa o comunque sia anche solo delle finali nazionali a Roma restano comunque delle gare molto importanti, molto difficili. E ci deve essere sia la parte di partecipazione, aiuto, quasi come si fosse compagni proprio di allenamento, però la parte di guida deve essere fondamentale, quindi bisogna essere molto centrati e con difficoltà ogni tanto si riesce a dividere le due cose, ma per il loro bene bisogna farlo, è necessario, perché in quella fase tu puoi riuscire magari a sbloccare con una parola, con un atteggiamento o con quel verve in più una risorsa che lui ha lì nascosta, che è là, è pronta. Poi parliamoci chiaro, vincono sempre loro. In tatami salgono loro, la loro vittoria è solo loro, eppure tu sai che un granello può aver inciso di una tua parola, di un tuo modo di dargli la pacca sulla spalla. Adesso come allenatore non hai una carriera ancora lunghissima perché sei giovane, ma può esserci, dopo magari la domanda vale anche per il presidente che invece ha una carriera molto più lunga. Ogni tanto vi capita di avere qualche rammarico rispetto a qualche atleta? Forse la domanda è più adatta al presidente per questioni di anagrafe. Qualche rammarico nei confronti di qualche atleta che avevate visto in lui qualche potenzialità e invece non è presidente? Altro che questo ti rimangono dentro, insomma, ecco, perché poi sulla base dell'esperienza tu riesci già a valutare, diciamo, quello che è intanto il talento. Quello alla mia destra è un talento, lui se non so, insomma, dipende da lui, insomma, mettiamola così. Cioè lui ha una parte sua personale, è agilissimo, ha un colpo d'occhio favoloso, eccetera, eccetera. Di natura, ecco. Poi chiaramente se qualcuno attorno lo segue, lo migliora e lo porterà a livelli, secondo me, altissimi. Quindi lei dice che ogni tanto capita di vedere l'atleta talentuoso che non esplode. Stessa cosa, esatto, mi è capitato, ma più di una volta. Non facciamo nomi, No, però... no, senza nomi. Però, ecco, dov'è il problema? Famiglia. La famiglia che non sa dare l'importanza giusta a questo talento, a queste abilità, a queste capacità che potrebbero trasformare quei ragazzi in un campione, di dargli delle soddisfazioni che sono riservate a pochi, perché essere primo in Italia è uno in Italia, primo in Europa, uno in Europa, milioni e milioni di... E tu queste cose le vedi, sapresti come fare per portarlo avanti, e la famiglia non se ne rende conto. Ma in che senso una famiglia può frenare un atleta? Posso dare un esempio? Ecco, questa è rimasta quando scriverò le mie memorie, se troverò il tempo di farlo. È famoso. Allora, una volta un ragazzo
supera le qualificazioni Sì. regionali, interregionali, e arriva alla finale, si qualifica per la finale, quindi un grosso risultato, abbiamo fatto anche questa settimana qua, no? Quindi, ti trovi a Roma, dove trovi i migliori della Lombardia, i migliori qua, è già una grossa soddisfazione, un grosso Certo. risultato. E poi là i migliori si scontrano tra di loro e salta fuori il migliore in Italia. Sto qua, bravo, eccetera, eccetera, e gli dicono, mi raccomando, questo fine settimana, preparati, io ho già preparato tutto quanto, maestro, non posso venire. Ma perché non puoi venire? Pausa, ho il compleanno della zia. Ho da festeggiare il compleanno della zia. Cioè, una famiglia che non... capisco il compleanno del papà e della mamma, che se fosse una famiglia, come dico io, lo festeggi il giorno prima, certo. O alla sera quando o lo torni, festeggi a Roma. O lo festeggi a Roma, insomma, fai accompagnarlo e sì. porti dentro. No, lui era il compleanno della zia, ecco, e non è venuto, non ha partecipato alla finale nazionale. Sì, sì. Queste sono alcune famiglie che Sì. io non ne faccio una colpa naturalmente. No, certo. Però voglio dire, santo paradiso, ma i pesi, le misure, l'importanza, ma ti rendi conto? Una cosa simile, quasi solo che possono dire, insomma. Certo. Nel Veneto 2 o 3 ci riescono, e tu c'hai questi? No, il compleanno della zia. Il compleanno della zia. Della zia. Va bene. Quindi, Cambiamo ancora, voltiamo ancora pagina. Abbiamo parlato ovviamente in questo caso di manifestazioni a Roma, ma non ci sono solo manifestazioni a Roma. Uno dei punti forti del judo Vittorio Veneto è da più di 30 anni il trofeo internazionale di judo, che appunto la società vittoriese organizza e è diventata probabilmente, anzi sicuramente, la manifestazione più importante nel Veneto di sicuro, forse anche in Italia. Ma prima di parlarne col Presidente guardiamo qualche immagine proprio tratta da una passata edizione. Allora abbiamo visto qualche immagine del trofeo internazionale Città di Vittorio Veneto, anzi all'inizio si chiamava Presidente Città di Vittorio Veneto, poi è diventato Judo Vittorio Veneto perché dopo tanti anni a Vittorio Veneto si è dovuti andare a Conegliano, certo, che non era una fuga ma era una necessità per questioni di spazio, giusto? Infatti il torneo è nato qui a Vittorio Veneto e in pochi anni ha riscosso un successo notevole anche per tutti quei fattori che si dice organizzativi, eccetera, eccetera. E io sentivo questa esigenza perché avevamo bravi atleti, bravi risultati, bei risultati, eccetera, eccetera. Ci mancava qualcosa che poi in risalto anche le capacità organizzative, che non sono le stesse cose, perché ci sono dei grandi maestri o dei grandi però non hanno mai fatto neanche un incontro amichevole. Ho detto, anche la scommessa è andata bene perché curando i particolari, eccetera, rendendo soprattutto la gara internazionale, che veniva facilitata dal fatto che qua in un'ora si va in Austria, un'ora si va in Slovenia, Croazia, eccetera, quindi siamo zona, non dico di confine, insomma, ma siamo abbastanza vicini, quindi sì, è facile, insomma, ecco. La cosa è cresciuta e di anno in anno ormai il nostro palazzetto era... Mi ricordo che un anno avete messo anche un pallone esterno al palazzetto. Sì, perché anno dopo anno la cosa cresceva e allora io ho trovato tutti gli scamotage
per contenere queste migliaia di persone, gli orari flessibili. Abbiamo praticamente inventato, perché un tempo le prime gare si facevano, tutti gli atleti si pesavano dalle 7 alle 8, alle 8:30 cominciava la gara e quindi chi combatteva nel pomeriggio era là dal mattino, no? Certo. E allora ho detto, caspita, non si può, insomma, i 100 rimanevano là tutta la giornata. Certo. Allora ho creato questo sistema flessibile dove praticamente i ragazzi, non so, dai 13-14 anni erano in gara dalle 10 alle 11, poi arrivavano i cadetti dalle 12 alle 13. Certo, certo. In questa maniera tu avevi un grande afflusso di persone che però avevano tutta la struttura a disposizione. Terminati qui arrivavano i successivi, in questa maniera i numeri si alzavano. Però se fai era impossibile, insomma, ecco. Non c'era il tempo materiale. Non c'era il tempo, ho dovuto, speravo nella struttura che poi è finita come è finita del Vittoria, certo. È andata come è andata, e nell'attesa dovevo inventare qualcosa, e allora ho inventato un prolungamento del palazzetto. Accanto al palazzetto, che esiste tuttora, certo. Praticamente costruivo un'area una tensostruttura uguale come misure di sufficienza, che a perdere le due porte di sicurezza diventava un tutt'uno col palazzetto. Una ditta specializzata, una roba incredibile, insomma, arrivava là in 2 giorni, costruiva un pavimento, tutto quello che è il parcheggio attuale, certo. Smontavano i lampioni. Il parcheggio quello che è a ovest della palazzetto. Esatto. Potavano gli alberi che quei rami venivano fuori, ma una cosa incredibile. E comunque la cosa ha funzionato per alcuni anni. Però lì qual era la carenza? Erano i servizi igienici, le docce, eccetera. Certo. Erano migliaia di persone che entravano. Adesso, Presidente, noi diciamo migliaia, ma intendiamoci, sono davvero migliaia, no? Caspita, perché non è per dire tanti, perché sono oltre 1000 atleti che si affrontano in 2 giorni. Assolutamente. E non è che si affrontano come una maratona che corrono tutti insieme, si affrontano 2 alla volta, sia pure in diversi tatami distribuiti, quindi è davvero un'impresa. Fra 100 e 150 atleti devi tirare fuori il primo, quindi la selezione... Certo. Incredibile. E quindi per accelerare allora, in quegli anni situazione, avevano appena aperto lo Zoppas Arena, che è invece una struttura che favolosa, si potrebbero fare i campionati mondiali ma senza nessun problema, insomma, ecco. Aveva tutto quello che io sognavo, lì c'era, e quindi arrivato lì ho parlato col sindaco subito. E qualcuno qua, Vittorio, da buon campanellista, ha detto come ci abbandona, ci lascia qua, ci lascia là, perché non mancano mai, insomma. Io comunque ho tirato avanti per la mia strada e ho avuto ragione, perché il trofeo è continuato, non tanto come... A che quota siamo arrivati come edizioni? Allora, quest'anno tagliamo il traguardo, sarà la 33esima edizione. 33. Infatti farò una medaglia, un conio particolare, proprio per ricordare questa data. Avendo scritto centinaia di volte di questo trofeo nel corso degli anni, è una delle cose, potremmo raccontare tanti aneddoti, ma la regia ci fa segno che non c'è tempo. Però volevo ricordare la particolarità, dell'aspetto dell'ospitalità delle famiglie, degli atleti che vengono da lontano, certo. E 2 anche, mi ricordo un anno che c'è stato, quando era scoppiata la guerra in Ucraina, che avevate insieme atleti ucraini e russi. Mia. Quindi una dimostrazione che lo sport va oltre. Sì, assolutamente. Ci dica della storia dell'ospitalità. L'ospitalità è una cosa che mi piace da morire, insomma, ecco. Perché io, partito come ero con diciamo la formazione, crescita, eccetera, eccetera, mi ero reso conto che noi ogni anno avevamo qui atleti di mezzo mondo, insomma, ecco, sono 18 nazioni che venivano dall'Ucraina, dalla Russia, dal Marocco, dal Nord Africa, veramente dalla Spagna, Francia, eccetera. E allora ho detto, perché non possiamo creare un'occasione di scambio, di incontri, insomma, visto che io sono un europeista convinto, niente muri ma ponti, ecco, questi mi stanno benissimo. E allora ho detto, cogliamo l'occasione. E il primo anno è stata veramente difficile perché non c'era questa abitudine di ospitalità, certo. Infatti ho fatto la riunione e ho detto, noi adesso abbiamo abbiamo centinaia di atleti e tanti di questi non conoscono naturalmente l'italiano e li dobbiamo ospitare, ognuno se ne prende a casa 2, 3, 4, eccetera. Quindi praticamente i genitori e le famiglie dei judoka vittoriesi ospitano gli atleti stranieri mai visti prima
di chissà che nazionalità, ovviamente senza la possibilità in tanti casi di capirsi a parole, perché magari vengono appunto dalla Russia piuttosto che dal Marocco, quindi non sanno l'italiano, e però lo fanno con estrema naturalezza nel corso degli anni. Assolutamente, ma negli ultimi anni poi, col Google Traduttore, prima parlavano e dopo dicevano... Adesso, ma all'inizio... Allora era difficile. Comunque questo ha permesso anche negli anni di creare dei rapporti di amicizia che sono continuati. A quel tempo c'erano le cartoline, esatto. Prima ti mandi una cartolina, poi una lettera, poi ti fai aiutare dal tuo compagno che conosce quella lingua di quel ragazzo e così, insomma, ecco. Bene. L'altro episodio invece, quello sì, me lo ricordo bene, mamma mia, perché era l'anno in cui nel Kosovo, cioè l'ex Jugoslavia, era scoppiato questo conflitto con migliaia di morti, era veramente terribile, insomma. E qui noi eravamo coinvolti perché avevamo le basi di Aviano, eccetera, abbiamo i nostri alberghi, qui erano riempiti di piloti che andavano a sganciare le bombe dall'altra parte, era una cosa terribile. E lì veramente si ammazzavano tra di loro. Però lo sport, si sa, per antonomasia, insomma, ecco, è al di sopra di questi conflitti. E naturalmente alcuni di questi atleti appartenevano all'una fazione e all'altra fazione. E io avevo fatto me l'aveva dato da prendere fuori, no? Il cartello pace, pace con tutti i colori, così ho detto guarda che bello sto porca miseria, io me lo metto fuori, paf, e lo piazzo là, insomma, ecco, perché la guerra mi fa orrore, veramente, non lo sopporto. E ciò mi arriva il capo delegazione, non mi ricordo più di che non voglio far teatro a nessuno, e mi dice che loro hanno visto che in tabellone ci sono gli atleti dell'altra fazione, miti che so io dell'Ucraina o che sa, e noi non possiamo gareggiare con questi qua. Al che gli ho detto vieni qua, l'ho portato all'ingresso e gli ho detto vedi quello lì c'è scritto pace. E vedi che siamo tutti vestiti di bianco, tu, io, lui, siamo tutti atleti, siamo venuti qua per fare judo, non per abbracciarci, per sudare, per stringersi la mano dopo esserci confrontati sulla materassina, non per scannarci per la politica o per altri motivi, insomma. Questo è quello in cui credo. Per cui, se vuoi gareggiare, se sei bravo arriverai anche prima, riceverai gli applausi da tutti, anche da quelli che tu adesso vai a criticare. Se invece questo clima non ti piace, sai cos'è? Quella è la porta, te ne vai e torni a casa tua. Nessun problema. Io rispetto te, ma tu devi rispettare me. E qui dentro nessuno si sognerà mai di dire io vado contro uno, sei con qualcuno assieme al quale tu pratichi questo sport. È rimasto là e la gara è finita anche bene, fra l'altro. Bene. Quindi anche questa per la serie sì, judo, una bellissima lezione di vita. Lezione. E la data del prossimo trofeo è? Il 23, 22, 23 di febbraio 2020. Edizione è già numero 33. Stabilita da... Sì, immagino che ci sia un calendario internazionale, immagino. Va bene, penso che abbiamo sviscerato abbondantemente la realtà del judo Vittorio Veneto, in tutte le sue varie componenti, agonistica, organizzativa, aikido, kata, eccetera, eccetera. Abbiamo sentito parlare a lungo il presidente Giampiero Vascellari, il suo futuro erede dal punto di vista sportivo Fabio Tonon, lo dico io, ma insomma mi pare che si esprima bene. Sa tutto, è atleta, è istruttore, è laureato. Ha superato il vaglio del nostro giornalista per me può fare tranquillamente l'erede e il futuro presidente tra 50 anni, quando il presidente Vascellari deciderà di mollare. E abbiamo conosciuto anche Mattia De Zan, una delle stelle, una promessa a detta dei due esperti, quindi in bocca al lupo Mattia. Grazie. Grazie al presidente Giampiero Vascellari, grazie a Fabio Tonon. Ovviamente ringraziamo anche tutti i nostri telespettatori e ci avviciniamo alle feste di Natale, abbiamo visto qua di fianco a me l'albero di Natale, non dovessimo vederci più, non mi resta anche che a nome della tenda del regista Federico Campoallorto di rivolgere a tutti voi i più cordiali auguri di buon Natale e buone feste. Dovesse succedere invece che ci vediamo prima di Natale, ve li rifarò.